Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Buonanotte, invece che buonasera. Trovi un albergo segreto in località segreta. No, scherzo, sono a Roma. Però si parla sempre o si dice sempre di segreto quando ci sono di mezzo i servizi segreti. Come voi sapete, per chi mi segue, il principale compito che mi è stato assegnato quest'anno, in questa legislatura, più che quest'anno, è quello di membro del Copasir, Comitato per la Sicurezza della Repubblica, vale a dire il punto di contatto fra il Parlamento e i servizi segreti. Col fatto che è tutto segreto, comprese le riunioni, purtroppo io un po' soffro, perché sapete che io ci tengo di solito a tenervi aggiornati su quello che faccio in qualità di vostro rappresentante. Provo, magari quindi con questa diretta fatta proprio di corsa, così, perché effettivamente due motivi, se devo essere proprio sincero. Uno, perché era un po' che non ci si sentiva. Due, perché oggettivamente domani devo fare una cosa per il Copasir, e quindi mi è venuto in mente che forse parlo molto poco di quello che faccio in questa veste. E ultimo, perché sapete che domani, per chi mi ascolterà, quindi oggi, ci sarebbe la scuola di magia, e mi è venuto in mente che, essendo che faccio una cosa per il Copasir, non potrò essere in diretta alla scuola di magia, quindi lascio registrato questo messaggio. Ciao Monica, ciao Alessia, ciao Patrizia e ciao a tutti quelli che mi seguono anche a quest'ora. Allora, cerco di spiegarvi per quello che è possibile spiegare. Insomma, i servizi segreti in Italia sono alle, diciamo, dirette dipendenze del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio può o occuparsene lui o lei, in questo caso in prima persona, ma di solito non lo fa, perché ovviamente è una cosa molto complicata e che tiene via molto tempo, e quindi soltanto quel fenomeno di Conte, no, poteva pensare nel suo delirio di onnipotenza di dire io mi occupo direttamente anche dei servizi, e infatti è stato più o meno l'unico a farlo. Altrimenti di solito il Presidente del Consiglio delega qualcuno per occuparsi dei servizi, e si chiama, di solito è un sottosegretario, e infatti si chiama autorità delegata. Nel caso di Giorgia Meloni, prudentemente e saggiamente, infatti, ha delegato al sottosegretario Alfredo Mantovano, magistrato, persona molto di esperienza e così via, la delega ai servizi segreti. Però cosa succede? Succede che in un regime parlamentare come il nostro è il Parlamento che fa, siamo un regime parlamentare e il Parlamento non sa che cosa fa il governo. Perché ovviamente, essendo che i servizi sono segreti, e quindi quello che fanno è appositamente non divulgabile, almeno per quanto possibile, e quindi che si fa? Come fa il Parlamento a saperlo? Non può chiamare in audizione l'autorità delegata, perché se chiamassi in audizione l'autorità delegata, questa audizione sarebbe necessariamente pubblica,
o quantomeno in parte lo sarebbe, perché insomma, immaginate una commissione parlamentare, significa insomma tante persone, no? E così via, e quindi non sarebbe plausibile. L'idea che è venuta è stata quella di costituire questo comitato, che è una specie di parlamentino che si interfaccia direttamente con i servizi segreti o in generale con sia l'autorità delegata o chi pensa che sia necessario, in modo tale da avere un controllo parlamentare. Questo parlamentino è il COPASIR, Comitato per la Sicurezza della Repubblica, e come vi ho già spiegato altre volte è composto da 10 persone e sono 5 deputati, 5 senatori, 5 di maggioranza, 5 d'opposizione. Per rimarcarne la caratteristica di commissione di controllo, per legge la presidenza spetta a un membro di opposizione. Nel nostro caso è Lorenzo Guerini del PD, l'ex ministro della difesa. PD moderato, tendenza democristiana, ecco, insomma, tanto così almeno ci capiamo. Poi insomma, persona sicuramente di grande esperienza, perché appunto è stato ministro tante volte, così. Praticamente di base questo comitato è una delega della delega, vale a dire, voi votate delegati parlamentari per rappresentare i vostri interessi. Non c'è vincolo di mandato, quello che vogliamo, ma di base in teoria tu dovresti votare qualcuno che è affine a te, no? come idee o similari, sì, che ti possa rappresentare in Parlamento. Partito non partito, vedete che la gente cambia partiti così, come vuole, ecco, anche se non sono un fan della pratica. Però di base comunque tu assegni la responsabilità della tua rappresentanza a una persona. Il Parlamento, a sua volta, non potendo direttamente intervenire nella questione dei servizi segreti, è come se delegasse il COPASIR, quindi delega un piccolo vice parlamentino, no? In modo tale da poter gestire la questione dei servizi segreti nella sicurezza. Vediamo, io ovviamente tendo a stare molto zitto quando non conosco qualcosa, no? Infatti io la questione dei servizi la conoscevo fino a un certo punto, adesso ogni giorno imparo. Siamo arrivati ancora a un millesimo al momento della conoscenza di quello che c'è o quello che non c'è. Comunque di base informazioni pubbliche, quindi non è che vi sto rivelando niente, è opportuno sapere in parte come funzionano i nostri servizi segreti. I servizi segreti sono divisi come la Gallia in parte stress. C'è l'AISI, c'è l'AISE e c'è il DIS. L'AISI è il servizio segreto interno, quindi si occupa delle questioni che riguardano il territorio nazionale. Per intendersi, minacce di terrorismo comune, anarco-insurrezionalisti, questioni, insomma, quelle cose lì, in stretta collaborazione ovviamente con polizia, carabinieri, forze dell'ordine e così via. Comunque di base l'AISI si occupa appunto del territorio nazionale e delle minacce esterne verso il territorio nazionale. L'AISE invece si occupa dell'estero, per cui se un nostro agente segreto sta in Cracozia, questo agente segreto è dell'AISE. Il DIS funge da raccordo di questi due sistemi e da coordinamento. Quindi il
capo del DIS è Elisabetta Belloni, per intendersi quella persona che per un certo momento era stata anche in predicato di diventare o di poter essere considerata come Presidente della Repubblica. Quindi in buona sostanza le informazioni dell'AISI, le informazioni dell'AISE vengono in parte prese dal DIS, no? E il DIS spesso e volentieri con la somma di queste informazioni si interfaccia con l'autorità delegata dalla Presidenza del Consiglio oppure con diciamo parti del governo che sono considerati interessati o per cui queste informazioni possono essere utili. Che cosa, cosa fanno i servizi segreti? Fanno le cose che vedete nei film e cose di questo tipo. Ma veramente non lo so bene nemmeno io cosa possono fare tutto, ma di base ho capito, quantomeno si è capito che cosa è l'attività principale dei servizi segreti. L'attività principale dei servizi segreti è fornire informazioni di prima mano. E voi capite che vedendo l'aspetto disastroso della nostra stampa, poveretto quel ministro o quel primo ministro che si dovesse svegliare la mattina e dovesse aprire Repubblica per sapere le informazioni di come stanno andando le cose da qualsiasi parte. So, avete visto com'è l'informazione in Ucraina? Cioè Bakhmut, la Russia aveva finito le munizioni 2 anni fa, erano allo stremo un anno e 8 mesi fa, adesso erano arrivate mesi fa erano arrivate che hanno finito le munizioni e quindi andavano all'assalto con le pale, no? No, non con missili ipersonico, no, con le pale andavano all'assalto. Cioè, questo qui è il tipo di pattumiera che noi leggiamo ogni giorno sui nostri giornali. Quindi immaginate voi se la povera Giorgia Meloni si sveglia la mattina e dice: ma cosa succede nel mondo? Aspetta che sento un po' che cosa mi dice Repubblica, cosa mi dice la stampa, no? Cosa mi dice il Sole 24 Ore. Non ci siamo. L'attività o il mestiere dei servizi segreti è far avere delle informazioni su cosa sta succedendo in diverse parti del mondo o anche all'interno dell'Italia in modo diretto. Questo significa che siano cose vere, che siano cose giuste, cose di questo tipo. Come sempre c'è chi fa bene il proprio mestiere e chi lo fa male, di solito i nostri servizi lo fanno piuttosto bene, però diciamo che è una fonte diretta. Certo che se noi dovessimo aspettare quel giornalista, tanto per darvi un'idea, no? Oggi se volete avrete visto cosa ho scritto su Twitter in merito a una brillante giornalista di Radio 24, che io stavo andando all'aeroporto e facevo veramente fatica a credere alle mie orecchie. Stava commentando le elezioni in Grecia. Lei è, non ricordo manco come si chiama, Santa Valeria, non mi ricordo. Comunque, fatto sta che praticamente stava commentando le elezioni in Grecia dove ha vinto il centrodestra e diceva, l'intervistatore le faceva, ma ci sono stati però anche degli scandali. Sì, certo, ci sono stati degli scandali che hanno coinvolto il governo, ma purtroppo non hanno inciso. E l'intervistatore lì, il conduttore. Certo, per esempio, c'è stato anche la questione di quel gravissimo incidente ferroviario che avrebbe potuto essere addebitato al governo in carica. Certo, e la giornalista, non lo so come definirla, e dice, sì, certo, c'è stato anche il grave incidente ferroviario con molti morti, ma purtroppo non è bastato per far cambiare idea alla gente. Cosa? Cosa? Ora io capisco che Radio 24 non è una radio pubblica e quindi
potrebbe tranquillamente essere come, che ne so, Radio Popolare o Radio PD o cose di questo tipo. Ma si rendono conto di che cosa vuol dire? Cioè, c'hanno una giornalista che si rammarica che un incidente con moltissimi morti, un incidente ferroviario con moltissimi morti, non ha convinto la gente a votare a sinistra. Cioè, capite? Che se è questo il livello del giornalismo italiano, e purtroppo c'è questo e c'è anche peggio, ci credo che sono necessari i servizi segreti per cercare di avere delle informazioni di prima mano, perché sennò altrimenti, poveretti noi, poveretto il Presidente del Consiglio, se deve aspettare che i nostri giornalisti forniscano un tipo di informazione normale. Notare, io ho scarsa simpatia per Mitsotakis, è un euroburocrate che quindi va benissimo per chi come la Grecia ha scelto la strada della catena con la ciotola, quindi ha scelto la strada di essere un paese sussidiato, non un paese libero, come avrebbe pure potuto con quei traditori di Siriza, che però insomma la storia l'avete vista, l'avete conosciuta, guardatevi il film Adults in the Room, no? Tratto dai libri di Varoufakis e similari, e capite come è andato. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. NB Varoufakis che si presenta da solo perché esci dal partito, il traditore, cose di questo tipo, si presenta da solo e non fa nemmeno lui, con tutta la sua notorietà mondiale, non fa il minimo per passare il turno, fa il 2,40% e quindi rimane fuori, no? Questo così, almeno così qualcuno forse riflette sul famoso esci da te stesso, esci da qualcosa, sì, per fare che cosa? Poi per fare nulla. Noi abbiamo, vedo qua Alessandro che dice, noi abbiamo scarsa simpatia per il MES e tu sì, anch'io ho molta scarsa simpatia per il MES, per cui vabbè. Alfredo Iba, che saluto perché è sempre gentile, dice bellissimo il film, difficile da trovare, sì, però ogni tanto su YouTube si riesce a trovare qualcosa. Per cui vabbè. Quindi capite bene che questi sono dei casi assolutamente preclari per spiegare la necessità di un servizio segreto efficiente. Cosa si fa al Copasir e che poteri ha il Copasir? Ma il potere principale, da quanto ho potuto vedere in questi, diciamo, in questi tempi, in questi momenti, è di convocare qualcuno in audizione. Cioè il Copasir oggettivamente può chiamare tutti, dal Presidente del Consiglio alla Banca d'Italia, a chiunque, no? Ai vertici dei servizi segreti ovviamente e similari, se ritiene utile, se ritiene urgente cose di questo tipo, può chiamare in audizione tutti. E non è un piccolo potere, se devo essere sincero, cioè rispetto a quando ero Presidente della Commissione Bilancio, che pur vi ricordate aveva altri poteri, no? E così via. Però vedete, chiamare in audizione qualcuno in Commissione Bilancio non era esattamente semplice. Per esempio, anche solo chiamare il Ministro dell'Economia, che sarebbe l'unico che
diciamo, e sarebbe stato titolato per venire in commissione bilancio, così, era una cosa piuttosto complicata. Chi c'era si ricorda che ho dovuto pregare in ginocchio all'epoca Tria, no? Poi dopo dicevano che io gli spegnevo il microfono e così via, ma per riuscire a farlo venire in modo tale da spiegare la legge di bilancio e così via, era molto complicato, perché se non aveva voglia il ministro, e Tria non aveva mai voglia, ehm, al di là della cortesia, no, c'era poco da fare. Viceversa, con il Copasir tu chiami chiunque e questo arriva. È molto interessante, ecco, perché si è in grado di sentire dalla viva voce di qualcuno, oltretutto con il vincolo della segretezza e quindi senza bisogno, diciamo, della situazione con davanti una telecamera puntata, no? Cosa che ovviamente obbliga qualcuno in certi casi a essere, diciamo così, diplomatico, si possono sapere molte cose. La limitazione è che poi ovviamente non le puoi dire, no? E quindi l'aspetto, diciamo, che ancora devo trovare come bilanciamento è l'utilità di sapere determinate cose e poi dopo non poterle dire. Bisogna cercare di capire politicamente come farle riquadrare, però insomma diciamo che il potere di convocare chiunque per audizione è secondo me il principale del Copasir. Poi il Copasir dà un tot di pareri su nomine, il bilancio dei servizi segreti, il rapporto sull'attività dei servizi segreti, può relazionare alle Camere, può fare delle indagini conoscitive e poi portarne con la conoscenza alle Camere. Insomma, è molto complicato, ecco. È proprio un lavoro molto specifico, molto particolare, che mi sta piacendo molto, se devo essere sincero. Qualche fesso alla fine dirà poi, ecco, vedi che Borghi era scarsamente presente alle votazioni, perché quando ci sono le sedute del Copasir, e sono molto frequenti, una alla settimana di solito minimo, spesso due, a volte tre. Comunque, quando ci sono le sedute del Copasir sei in missione, quindi non voti in aula. Quindi ci sarà qualche fesso che vedo già che dirà, ecco, Borghi non votava, no? Così. Poi vabbè, ci farò che si guardino che il fatto che in contemporanea c'erano le riunioni del Copasir, così sono contenti, però va bene. Stessa roba, altra cosa interessante, appunto, puoi fare ispezioni ai siti, ed è tutto molto interessante, ecco, mi verrebbe da dire. In particolar modo è utile e importante se sei di maggioranza, perché è vero che l'attività di controllo può essere pervasiva per la minoranza, ma anche il rapporto di maggioranza, ovviamente, nei confronti del governo serve per una sana democrazia parlamentare, perché il governo non può fare quello che vuole. E quindi il fatto che la maggioranza stessa possa avere un'attività di scrutinio anche tramite il Copasir rispetto all'attività di governo è una cosa, secondo me, molto, molto utile. Quindi è un lavoro oggettivamente complicato, un lavoro lungo, se lo fai bene ti prende, come tutti, ti prende tanto tempo, però secondo me è bello. Altra cosa divertente del Copasir è l'archivio. Praticamente si può accedere a tutto l'archivio delle questioni trattate dal Copasir in passato. E come potete immaginare, qualsiasi cosa abbia fatto un minimo di notizia o similari per questioni importanti, rilevanti sia per la sicurezza della Repubblica in sé che per l'attività dei servizi in senso lato, è stato sicuramente oggetto di indagini da parte del Copasir, e quindi c'è l'archivio.
Se devo essere sincero, questo per capire chi lavora, chi no, perché, cose di questo tipo. Quando tu accedi a qualche fascicolo dell'archivio, ci sono degli archivisti preparatissimi che tu basta che gli dici qualcosa e dici: "Ah sì, sì, ecco, mi ricordo", arrivano tutti i fascicoli del caso. Quando tu accedi all'archivio viene registrato che tu hai visto o hai letto quel particolare fascicolo. E io mi aspettavo di trovare un'enorme fila di consultazioni, no, dei membri precedenti evidentemente del Copasir. Invece no, sono molto pochi. Perché evidentemente non voglio fare il grillino, cioè, avevano poca voglia di lavorare. Però è ovvio che il parlamentare è sempre preso da tanti compiti e magari anche andare a spulciarsi roba d'archivio forse in pochi ritenevano che potesse essere utile. Invece, secondo me, è abbastanza utile anche quello. Per cui, insomma, io prendo e spulcio l'archivio. Ustica, sì, Ustica. C'è un armadio di roba piena perché, come potete immaginare, il Copasir credo che si sia occupato di questa cosa molte volte. Per cui, poi, cos'altro vi posso dire? Il Copasir si trova a Palazzo San Macuto, si riunisce a Palazzo San Macuto, che è, diciamo, forse il meno conosciuto dei palazzi classici del Parlamento, no? Però è importante perché lì spesso ci sono le commissioni d'inchiesta, cioè io conosco Palazzo San Macuto perché lì si andava per la commissione David Rossi. È un palazzo, diciamo, che si trova fra il Pantheon e la chiesa di Sant'Ignazio, diciamo fra il Senato e la Camera, no? In modo più o meno quasi equidistante. E si trova quindi sia la sala, diciamo, di riunione del Copasir che l'archivio, no? Quindi, diciamo, ci si trova lì. Gli altri membri del Copasir comunque li potete vedere, però sono l'altro Borghi, Enrico, cosa curiosa, no? Quello che è passato dal PD, dal PD è andato in Italia Viva. In tanti scrivendolo lo confondono per me, perché quando uno dice Borghi dal Copasir dice: "Ah, ma allora quello lì". Allora, agli insulti che già mi prendo io, poi ogni tanto mi ero aggiunto anche quelli per Enrico Borghi. C'è il magistrato, il famoso magistrato, quello, diciamo così, antimafia, per farla facile, Scarpinato, per il Movimento 5 Stelle. C'è un altro deputato del Movimento 5 Stelle, si chiama Pellegrini. Poi c'è sempre per l'opposizione Rosato, anche lui di Italia Viva. Avrebbe dovuto essere l'unico membro di Italia Viva. Borghi è passato dal PD a Italia Viva, quindi adesso c'è questa anomalia, ma che io sappia corretta dal punto di vista regolamentare, e Guerini, PD, che abbiamo detto al Presidente. Per quello che riguarda la maggioranza ci siamo io, come si chiama? Per Fratelli d'Italia ne hanno 3 di membri, Donzelli, di cui si è parlato molto per ahimè, quella vicenda, cui è stato fatto molto casino per la questione Cospito, però lo conoscete, insomma, era con me nel Consiglio della Regione Toscana. C'era purtroppo, ahimè, il senatore Augello che è venuto a mancare recentemente, quindi verrà sostituito. C'è l'onorevole Rossi, sempre quindi di Viterbo, credo di Viterbo, sì, di Fratelli d'Italia, e per Forza Italia avevano indicato, so che divide come nome, qualcuno l'ama, qualcuno meno, no? E così questo tipo, Licia Ronzulli.
Quindi questo è, diciamo, la composizione del Copasir, mm, oltre a quello ovviamente c'è tutta una serie di persone, strutture e così via che lo animano, no? Quindi si va dai capi di gabinetto ai segretari, no? E così via. È un'avventura interessante, si conoscono tante persone, si capiscono tante cose della sicurezza dello Stato che per certi versi ti rassicurano, perché uno magari può avere. Noi siamo molto bravi, secondo me, ovviamente a pensare male di noi stessi, ecco, pensiamo sicuramente che siamo conciati male, che siamo uno stato di serie B e così via. Beh, io sono abbastanza convinto, anche se non ho ovviamente il confronto con quelli stranieri, insomma con i servizi segreti stranieri, ma io sono abbastanza convinto invece che i nostri servizi siano di serie A, e penso che facciano molto molto bene e con abnegazione il loro lavoro ogni giorno a tutela dello Stato. È ovvio che poi le informazioni, una volta che uno se le procura, poi spetta alla politica, spetta al governo e in parte spetta al Copasir quello di riuscire a gestirle nel modo migliore. Tante volte ci si è riuscito, tante volte no, e poi ovviamente ci sono anche i soldati o in generale gli agenti operativi, e in certi casi anche nei teatri più pericolosi, perché immaginate quanto è importante avere informazioni, per esempio dall'Africa, avere le informazioni dall'Africa subsahariana, avere le informazioni dalla Libia, avere le informazioni su cosa sta succedendo nei teatri di guerra. Quindi si tratta ovviamente di un lavoro complicato, e in certi casi ci sono stati anche dei caduti. Uno, diciamo, quello più conosciuto fra tutti è stato quel grande uomo di Nicola Calipari, che vi ricordate l'incresciosa vicenda di chi è andato dove non sarebbe stato prudente andare, vale a dire la giornalista Sgrena, ha pagato con la sua vita il servizio alla patria e l'abnegazione per riuscire a tutelare una persona che pur, ricordate, era andata dove non sarebbe stato saggio o opportuno andare, ma ciononostante lui è riuscito, pagando con la sua vita, a salvarne un'altra. E quindi penso che il ricordo di Nicola Calipari dovrebbe essere, secondo me, quello forse più fulgido, più immediato, no? Per capire l'importanza e il lavoro che migliaia di italiani in questo momento stanno svolgendo nei teatri più lontani del mondo, ma anche invece più vicini in Italia, per cercare di tenere assieme questo Stato che tutti amiamo così tanto e che cercheremo di invertire la rotta verso un declino che c'è che è durato anni, che forse adesso sarebbe veramente, veramente ora di riuscire a cambiare questa rotta e di tornare grandi come meriteremmo di essere. Vi ringrazio, e domani quindi non mi sentirete, non mi vedrete almeno per buona parte della giornata, perché missione. Avete ascoltato